Lunedì 14 ottobre, San Callisto Papa. È il 287° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 78 al termine. Il sole sorge alle 7:25 e tramonta alle 18:27. La luna si leva alle 16:13 e tramonta a mezzanotte. Viene aperto il testamento di Lodovica Falier Gradenigo, moglie del doge Marino Falier, giustiziato per tradimento nel 1355. La donna lascia la maggior parte delle sue cospicue sostanze a monasteri, ospedali, scuole di devozione, ai poveri e ai carcerati. Le previsioni per domani. Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in aumento sui monti. Cornuda, che si estende alla destra del Piave, è in gran parte collinare e sono proprio i verdeggianti colli ricchi di natura a raccontarci la storia di questo luogo che per la sua posizione strategica venne utilizzato durante la Grande Guerra dalle truppe italiane per controllare le linee nemiche disposte lungo il Piave. Dal santuario Madonna della Rocca la veduta è a dir poco suggestiva. La chiesa venne eretta sui resti di un fortilizio, la Rocca appunto, nella seconda metà del Settecento. È da secoli meta di pellegrinaggio, in quanto conserva una miracolosa immagine della Madonna. Tutt'oggi ciascuna delle 6 parrocchie del circondario lo raggiungono con una processione una volta all'anno.